Approvato in Commissione Bilancio un pacchetto di misure di sostegno di agricoltori e allevatori. Il disegno di legge a sostegno dell'agricoltura sarà ora portato al voto dell'Aula di Sala d'Ercole, per complessivi 35 milioni di euro per sostegni diretti al settore ed altre somme da destinare all'abbattimento dei costi del credito. In particolare, gli interventi approvati in Commissione Bilancio prevedono 10 milioni di euro per la corresponsione di indennizi alle aziende produttrici di foraggi e cereali, 10 milioni per le aziende di allevamento. Per l'acquisto di foraggi, 15 milioni per contributi da destinare ad opere idriche come vasche, pozzi, pompe, canalizzazioni, impianti irrigui, da realizzare nel corso del 2024. Rispetto al credito, la Commissione ha inoltre previsto contributi a fondo perduto, per una somma complessiva di 2 milioni e mezzo di euro, per l'abbattimento degli interessi passivi sui finanziamenti ed ha previsto il blocco della riscossione dei canoni idrici e dei ruoli consortili da parte dei consorzi irrigui.